Buongiorno, sono Modena Aeros e rappresento il gruppo Presepe Vivente di Pontelongo, sono uno degli organizzatori assieme a altri rappresentanti. Noi siamo nati nel 2001, questa è la 17ª edizione. Siamo partiti eravamo piccolini, abbiamo fatto una natività piccolina qua sotto proprio nel giardino della scuola Galvà. Siamo un gruppo di genitori che sono nati e cresciuti con i figli nella scuola Galvà, e dopodiché siamo un po' cresciuti e abbiamo iniziato nel 2006 con il parroco Donaldo, che aveva già esperienze di questo tipo di presepi, ci ha detto: perché non fate un circuito e quindi facciamo la visita guidata e con la partecipazione separata dei visitatori al percorso, quindi al villaggio del presepe. E quindi dal 2006 abbiamo iniziato a fare il percorso e quindi siamo un po' cresciuti, abbiamo cominciato a fare le prime case, i primi lavori, e siamo cresciuti grazie un po' agli input di Donaldo. Però negli anni questa cosa ci ha appassionato e abbiamo iniziato a costruire dietro la chiesa, giù sul giardino della casa, sempre della scuola, dove c'è il campo da calcetto e il giardino della scuola, e abbiamo iniziato a fare proprio un tipico villaggio. Siamo ispirati alla natività di San Francesco e quindi alle opere di San Francesco, e abbiamo iniziato appunto a fare questo villaggio dove ci sono tutti i vari lavori ispirati sia all'attività nostra contadina tipica veneta, che anche un po' alle tradizioni di Betlemme, quindi un presepio un po' vario. Negli anni noi riusciamo a farlo sempre diverso, riusciamo a fare il percorso un po' diverso, e si entra principalmente dalla chiesa e si percorre fino a che non si arriva alla natività. Partiamo più o meno verso la metà di settembre con la realizzazione di questo progetto. Prima lo discutiamo un attimo a tavolino, tutti ci mettiamo, buttiamo un po' di idee e dopo realizziamo un progetto. Questo progetto nasce un po' dalle idee di tutti, e dopodiché si inizia la costruzione. Iniziamo più o meno verso la metà di settembre e viene finita la notte di Natale, il 24. Le case sono principalmente fatte in legno, di materiale povero, e anche viene dato come intonaco della malta, in modo proprio da ricreare un po' il villaggio proprio tipico di quegli anni. I lavori sono introdotti all'interno, sono tipicamente veneti o anche inerenti al tempo di Gesù. Ci piace coinvolgere un sacco di famiglie, abbiamo un sacco di famiglie che ci vengono sia a visitare ma anche all'interno del nostro presepio, perché proprio il nostro è basato sulla famiglia, quindi i principi della famiglia, visto che ultimamente un po' il presepio è un po' anche bistrattato, per noi l'importanza della famiglia e dell'unione tra di noi è importantissimo. Coinvolgiamo all'incirca 150-200 figuranti, quasi tutti del nostro paese, però vengono anche dei rappresentanti di paesi limitrofi. Le natività sono rappresentate dalle famiglie che nel corso dell'anno hanno avuto figli, o anche non nel corso dell'anno, anche nel precedente anno. Quindi facciamo l'attività sono tutti bambini veri, quindi fanno quasi la gara per venire a fare la natività, perché è un'esperienza bellissima sia per loro, che penso che quando il figlio sarà più grande si vedrà in un presepe vivente. Per quanto riguarda invece chi gestisce un po' la cosa, siamo una trentina noi ci definiamo tra Tosi e Tosa, anche se ormai abbiamo attorno ai 50 anni, che gestiamo un po' tutta la logistica, la costruzione e la cosa.
Abbiamo visitatori un po' disparati, siamo cresciuti parecchio, quindi abbiamo anche, ci possiamo vantare anche fuori Veneto, perché vengono da Ferrara, Bologna e su verso il Pordenone, Trentino, su per di là, un sacco da gente da Vicenza, quindi penso che abbiamo quasi tutto il Triveneto che ci vengono a visitare. Questo ci fa enorme piacere perché viene apprezzato. E praticamente è come camminare nel nostro presepio di casa e camminarci all'interno, quindi ognuno ci mette del suo. Basta, l'ingresso è principalmente dall'ingresso della chiesa. Iniziamo la notte di Natale, quindi il 24, con la messa animata dai figuranti. Inizia di solito alle 23 e alle 24 apriamo il presepio fino all'1:30, dopo dipende anche dall'afflusso della gente. Ci siamo sempre il giorno di Natale, quindi il 25 e il 26, con aperture dalle 15 alle 18. Quest'anno abbiamo fatto una sfilata il 5, la vigilia della Befana, con l'arrivo dei Re Magi a cavallo. Il 6 abbiamo sempre l'arrivo dei Re Magi, principalmente arrivano a cavallo, e dopo ci siamo il 13 e il 20 dalle 15 alle 18. Adesso praticamente quest'anno arriviamo fino al 20 di gennaio. Allora vi aspettiamo, adesso ormai oggi è il 6 gennaio, giorno della Befana, e quindi abbiamo ancora 2 appuntamenti, che è il 13 di gennaio e il 20 di gennaio dalle 15 alle 18. Vi aspettiamo numerosi, sicuramente avrete un'esperienza toccante, un'esperienza emozionante, e speriamo di vedervi il più possibile. Grazie.